Sento ormai tantissimi allievi che si iscrivono a scuola e chiedono: ma quante figure imparo nel corso? Oppure: nell'altra scuola ho fatto 6 figure, a che livello posso iscrivermi qui da voi? Dunque vedi, qui è importantissima una premessa. La premessa è che non si balla mai per schemi. Saper ballare non significa saper fare 40 figure. È molto più importante, per esempio, prendere coscienza di se stessi e imparare a comunicare nella coppia. Questo è il fattore fondamentale che farà sempre la differenza quando balliamo con gli altri e che soprattutto ci permetterà anche di divertirci molto, ma molto di più. Quando iniziamo a ballare dobbiamo sapere essere un po' pazienti e imparare a migliorare col tempo. Di conseguenza, il fatto di sapere che con il tempo potremo solo migliorare e acquisire una maggiore destrezza ci aiuterà anche ad avere molta più fiducia in noi stessi. Rinforzeremo in sostanza anche la nostra autostima e questa cosa verrà trasmessa immediatamente alle persone che ci stanno intorno. Balla quindi e lasciati andare senza pensarci troppo. Dedicati sempre il tempo che meriti.